Questo è lo stato in cui versa l'istituto alberghiero Giuseppe Maffioli di Castelfranco Veneto. 6 sedi sparse tra il comune principale e sedi staccate, crepe, soffitti che crollano. Domani il neopresidente del Consiglio Matteo Renzi sarà a Treviso in visita ad alcune scuole. La dirigente lancia un appello ed un invito accorato allo stesso neopremier di rendersi conto della situazione delle scuole. Io lo invito a pranzo più che volentieri, così riuscirà a constatare, a toccare con mano la qualità del nostro servizio. Non fatto dai docenti, ma dai ragazzi nostri sotto la loro supervisione. L'istituto che presiede ha già vinto numerosi premi a livello nazionale, è risultato in più occasioni il miglior istituto alberghiero d'Italia. Ma il Giuseppe Maffioli è sistemato in 6 sedi fatiscenti. La principale, Villa Dolfino, una villa settecentesca, mostra evidenti i segni del tempo e crepe nuove ogni giorno. Una delle sedi, quella di Via Soranzo, è stata chiusa in questi giorni, sarà ristrutturata con soluzioni di emergenza con un fondo della provincia. La situazione, non nascondo, è abbastanza particolare. La sede di Soranza è stata evacuata perché inagibile, la provincia tempestivamente ha mandato i tecnici per i sopralluoghi e oggi sono iniziati i lavori di restauro del tetto. E poi quella di Via Riccati, un palazzetto storico che tutto potrebbe essere ma non sede di un istituto alberghiero. Per quanto riguarda la sede di Riccati, ho attualmente la sede non agibile per questi 2 giorni perché stanno facendo le prove di carico, quindi la provincia ha dato delle risposte concrete in questi termini. Sicuramente per garantire ai ragazzi la possibilità di frequentare le lezioni abbiamo lavorato tantissimo per organizzare tutta una serie di turni di mattina e di pomeriggio proprio per non sospendere nemmeno un'ora di servizio.